Innanzitutto buongiorno, oggi è sabato e in questo video volevo mostrarvi ogni passo, ogni cosa che faccio il giorno prima di fare un giro in moto, siccome domani è domenica, perciò andrò a fare un giro in moto video che probabilmente vedrete giovedì. Perciò vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche se volete vedere il giro che farò giovedì, che sarà in zona Passo dello Stelvio. Detto ciò, ora il primo passo che vado a fare ogni volta prima di fare un giro domenicale in moto è andare a lavare la moto, che è ciò che sto andando a fare. Mi sto recando ora verso l'autolavaggio, perciò ora ci vediamo direttamente all'autolavaggio, addirittura con un timelapse di mentre lavo la moto. Lavaggio della moto fatto, l'avrete visto nel timelapse. Lavaggio della moto fatto, l'avrete appena visto nel timelapse. Ora il secondo passo, la seconda cosa che andrò a fare in preparazione a domani è ovviamente andare a fare benzina, perché sono solo a metà pieno e siccome il giro di domani sono previsti più di 500 km non mi basta. Ecco, ora devo pure aspettare questo. E vabbè, aspettiamo. Ok, ora benzina. Apriamo. Ok, partiamo da 0. 1,74 la benzina, quasi 1,75. Perché non vada alla pompa non lo so, cambiamola. Usiamone un'altra. Quella benzina da dove minchia è venuta fuori non lo so. Non ho selezionato la pompa. Sono un idiota. Infatti non avevo sentito il rumore che era partita, però non ci ho fatto caso. Ora ci vorrà un po', c'è un bel pieno, a posto. Si chiude e si va. Il prossimo passaggio invece è la pulizia del casco. Quindi con uno straccio bagnato vado a passare per pulire per bene tutta la visiera, magari anche un po' la struttura in sé del casco, siccome ci sono molti moscerini appiccicati sopra, specialmente se si va a girare di sera. Vediamo per bene tutto, anche i bordi. Quello che vedete lì in basso, il cavo che viene fuori, è l'adattatore del microfono che va attaccato alla Insta. Poi dopo averlo bagnato con uno straccio asciutto andiamo ad asciugare per bene tutto, in modo che così non faccia galoni. Perfetto, una volta che è tutto asciutto riapriamo la visiera, vediamo se è tutto pulito per bene. Direi di sì, perciò a posto. Possiamo ora passare al prossimo passaggio. Ora passiamo alla quarta fase di preparazione, cioè preparare lo zaino per la giornata con quello che può servire, partendo ovviamente dalle cose più essenziali come il portafogli che andiamo a mettere sul fondo dello zaino, chiavi della moto e le chiavi di casa
che andrò a mettere nella tasca esterna. Successivamente una bottiglietta d'acqua, siccome le ore di strada sono tante e il caldo si fa sentire. Poi una felpa per quando dovrò andare sul passo, che può sempre servire siccome sul passo ci saranno all'incirca 10 gradi domani. C'ho zaino direi ben pronto. Ah no, dimenticavo. Un pacchetto di fazzoletti che può sempre tornare utile, che lo mettiamo nella taschina all'interno. Zaino pronto, si chiude e anche questo è fatto. Direi che possiamo ora passare alla quinta fase. Sono sceso nel garage appunto per fare questo, cioè mettere il navigatore attaccato alla moto, cioè il portatelefono per il navigatore. Quindi svitiamo la sua vitina qua sotto e bisogna incastrarlo in questo attacco su manubrio. Ok, però ho sbagliato, devo metterci ovviamente prima la sua vite sotto, se no come minchia lo fisso. Ok, attaccato. E adesso ci vado a mettere la sua vite in modo da stabilizzarlo. Ok, direi che è abbastanza fisso. Muovere non si muove, girare va libero, quindi bene. Sesto passaggio. Sesto passaggio, mettere la moto sul centrale per andare adesso a sgrassare e ringrassare la catena. Lo sgrassatore Motul ovviamente e ingrassatore sempre Motul, presi come kit su Amazon un po' di tempo fa, e li appoggiamo qua a fianco. Intanto guanti, perché sennò ne usciamo con le mani nere. Guanti messi, cominciamo a dare lo sgrassatore. Una mischiatina e cominciamo a spruzzarlo sulla catena, e mentre che facciamo scorrere la ruota. Ok, dovrebbe essere tutta immersa da sgrassatore. Ora aspettiamo un paio di minuti che agisca e poi passiamo alla rimozione del grasso e a ringrassare la catena di nuovo. Dopo aver aspettato un paio di minuti ci muniamo dall'apposita spazzola per togliere il grasso dalla catena e cominciamo a farla scorrere girando la ruota. Appoggiamo la nostra spazzola qua sotto e cominciamo a grattare facendo girare la ruota. Ok, dopo aver tolto un po' del grosso con la spazzola, adesso cominciamo a prendere uno straccio usato, afferriamo la catena e cominciamo di nuovo a far scorrere la ruota per pulire. Dopo una prima passata, vedete, è piena di sporco, quindi giriamo su una parte un po' più pulita e ripetiamo ancora. Ok, direi che è abbastanza pulita, più o meno, diciamo. Quindi ora possiamo usare la spazzola e lo straccio. Ora passiamo alla fase di ingrassaggio della catena. Agitiamo un po' il prodotto. Spruzzino e cominciamo a spruzzare sulle maglie della catena con calma, facendo girare sempre la ruota. Magari anche un pochino sull'interno, quindi qua sotto. Ok, direi che è perfettamente passata tutta. Ora riprendo lo straccio per pulire un po' lo sporco che si è attaccato al cerchio della gomma, in modo da andare a rimuovere tutto l'eccesso di grasso che si è formato, che è andato a spruzzare sulla gomma. E anche l'ingrassaggio della catena l'abbiamo fatto. Passiamo ora alla prossima fase.
Ok, la prossima fase ora è il rimontaggio del DB Killer, siccome facendo un giro lo rimetto su per sicurezza, perciò prendiamo e mettiamo nello scarico, inseriamo delicatamente, poi ci aiutiamo con il retro della pinza picchiettandolo per farlo incastrare. Quando sembra stabile direi che lo possiamo mollare così. Siamo ora alla prossima fase ancora. Settima fase, controllo pressione delle gomme con questa pompa che è una specie di compressore portatile che è una figata. Adesso faccio vedere come funziona. Molto comodo anche da portare in giro. Ora giriamo la ruota, togliamo il tappino. Ora si va ad avvitare nella valvola questo tubo come se fosse il tappino in sé. Una volta stretto si accende la pompa col tastone e sul display, come potete vedere, appare la pressione attuale della gomma. Ora dice 2.09 bar, noi la dobbiamo portare fino a 2.3. Cioè, impostiamo 2.3 col più e col meno. Ok, una volta arrivata a 2.3 la pompa si ferma da sola, quindi noi possiamo svitare di nuovo il tubo dalla valvola e richiudere con l'apposito tappino, e così è fatto. Ora farò la stessa cosa per la gomma davanti e come ultima fase c'è ovviamente il mettere la sveglia. Sai che mi metterò una bella sveglia alle 6:30, giusto in modo da partire per le 7 ed essere almeno sullo Stelvio a pranzo. Cioè, abilitiamo 6:30, sveglia fra più di 12 ore perché vabbè sono le 5:30 del pomeriggio, però intanto l'abbiamo messa e non ci dimentichiamo. Direi che per questo video può anche essere tutto. Vi ho mostrato tutto ciò che faccio il giorno prima di partire per un giro domenicale solito. E niente, fatemi sapere se vi possono interessare altri video fatti magari sulle 24 ore di un mio giorno normale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, mettere la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, specialmente quello che uscirà questo giovedì, che sarà il video per cui mi sono preparato oggi, cioè andare a fare il passo dello Stelvio. E io vi saluto, ci vediamo giovedì con un nuovo video.